Benvenuti nella nuova domenica GPX. Le piogge continuano, ha piovuto ininterrottamente tutta stanotte, tutta ieri e quindi insomma diventa molto difficile fare tracce gravel, però noi ci alleniamo lo stesso e quindi oggi abbiamo una bella traccetta su asfalto. Dove andiamo oggi, Carla? Oggi andremo al lago di Corlo, abbiamo un giro di 180 km con 1000 metri di dislivello. Esattamente, quindi partiamo da casa innanzitutto e andiamo in direzione Vastagna. Quella è una zona veramente molto bella, molto panoramica e quindi insomma avremo modo anche di portare delle belle immagini. Raggiungeremo il lago di Corlo e faremo un anello poi anche sulle ciclabili belle. Esatto, per rientrare in casa. Per rientrare poi a casa, quindi partiamo. La cosa molto difficile è appunto far coincidere quelli che sono gli allenamenti con un ipotetico contenuto da portare qui sul canale. Queste piogge non aiutano e sicuramente quando i terreni non lo permettono riuscire a andare su strada e fare chilometri, stare ore in sella diventa molto proficuo. Ad ogni modo queste tracce diventano degli spunti, delle idee, delle alternative da fare quando magari ha piovuto tanto e fare gravel diventa difficile, o comunque diventa difficile stare tante ore in sella, ecco. Finalmente si sente l'aria di primavera. Anche una freddolosa come me è riuscita a mettersi in corto. Finalmente c'è proprio questa arietta tiepida che ti accarezza. Comunque stiamo andando in direzione Cittadella, città murata, meravigliosa. Abbiamo tutte le montagne che ci fanno da contorno e le stiamo raggiungendo. Ma per mettere un po' di pepe a questo video abbiamo deciso di spoilerarvi, anzi di dirvi ufficialmente Dove andremo tra 2 mesi e mezzo. Esatto, quindi il 21 giugno partiremo e abbiamo pensato di metterlo a random così nel video, in maniera tale da vedere quanti di voi effettivamente Ascoltano quello che diciamo. esatto, guardano tutto il video. Quindi nel mezzo del video Ci sarà la destinazione. esatto, diremo dove andremo. Cittadella. Cittadella è magica. Cittadella come Castelfranco sono città murate, però sono piccole rispetto magari a Bassano e quindi sono facili da girare, sono coccole. Poi bellissima perché aveva tutti questi viali alberati con i fiori sbocciati. La primavera è veramente la stagione più bella, peccato che duri sempre meno. Adesso stiamo andando direzione Bassano per poi raggiungere Vastagna e andare verso il lago di Corlo. Sempre bello il ponte di Bassano, E poi queste montagne oggi sembrano disegnate. No, veramente È una giornata spettacolare. Bassano è sempre Bassano, una città veramente molto suggestiva. In lontananza si vedeva il Ponte Vecchio, bello da morire, immerso tra queste montagne. Questa giornata è talmente limpida che sembra tutto disegnato. E entrati quindi a Bassano del Grappa e cominciano i veri primi panorami di giornata. Guardate che spettacolo! Finalmente comincio a darvi qualche indizio. La prima tappa del nostro viaggio passerà proprio qui.
Passeremo qui in queste strade meravigliose. D'inverno sono zone molto fredde, ma l'estate sono da capogiro, bellissime. Abbiamo appena superato le grotte di Oliero. Stiamo andando in direzione Valstagna. Comunque dovete sapere che questa zona qui è incredibile perché in inverno, essendo completamente incastonata tra le montagne, tutta la zona della Valsugana congela completamente. Le temperature sono bassissime. Mia sorella vive vicino a Trento, quindi quando noi veniamo in inverno, zona Trento magari ci sono 5 gradi, zona della Valsugana siamo sempre sotto lo zero. Tutto ghiaccia, il sole non batte mai. Sono zone veramente molto fredde. Valstagna! Troppo bello, troppo bello. Che pace, non c'è praticamente nessuno. So bene che è super conosciuta questa strada, ma per quante volte la fai è sempre uno spettacolo. Tra l'altro questa notte hanno cambiato l'ora e quindi farà luce fino a tarda sera inoltrata. Altro tempo per pedalare e macinare chilometri. Oggi sembra un dipinto, è tutto perfetto, colori, luce, l'aria, cioè io non ho parole per descrivere la meraviglia che stiamo vedendo oggi. Dopo tanti giorni di pioggia grigio brutto, questo è il tripudio della primavera, è il tripudio della bellezza. Primavera, salitina di giornata. Guardate dove stiamo salendo. Tanta roba. Guardate di qua. Meraviglia questa strada chiusa,
Guarda che meraviglia. Questa fa parte dell'anello ciclabile del Grappa, cioè veramente qualcosa di meraviglioso. Lago del Corlo. Paninetto con vista. E che vista! Fantina, cochina e vista lago. Ripartiamo, può esserci per ben rifucillati. Continua questa giornata meravigliosa e continuiamo a costeggiare anche il lago del Corlo. Guarda dove siamo entrati. Siamo ancora all'interno dell'anello ciclabile del Grappa. Qui è una pace meravigliosa. Entriamo a Feltre, patrimonio dell'umanità UNESCO, Dolomiti. Guardate che razza di panorama davanti ai nostri occhi. Siamo immersi tra le Dolomiti bellunesi. Sono queste montagnone imponenti e pazzesche tutto intorno a noi. Oggi lo ripeterò continuamente, ma sembrano disegnate. Pazzesche. Un po' di spazio anche al gravellino. Un po' di sassi. Finalmente
Rientriamo in patria. Eccoci anche a Valdobbiadene. Guardate, Valdobbiadene, qualche nuvola, la cosa illegale, c'è un vento contro, una roba imbarazzante. Bene ragazzi, abbiamo passato Castelfranco, adesso stiamo costeggiando qui le rotaie del treno, siamo fuori dalle principali e direi che è arrivato il momento di annunciare. Penso che sia arrivato il momento. Quello che sarà il nostro viaggio. Vuoi dirlo tu, dove andremo? Allora, quest'anno compieremo l'impresa, arriveremo a Capo Nord. Esattamente, quindi tenteremo di arrivare a Capo Nord, attenzione, In 19 giorni. in 20 giorni alla 20 fine. giorni. La traccia che abbiamo creato era composta sì, di 19 tracce, però l'ultima, siccome era abbastanza insomma lunga e impegnativa, abbiamo deciso di dividerla per arrivare insomma a Capo Nord non proprio finiti. Esatto, di goderci anche l'arrivo, perché abbiamo messo un po' meno chilometri per quella tappa lì. Esattamente, quindi vogliamo arrivare a un certo orario e goderci un po' l'arrivo, se arriviamo. Parliamo comunque di una tratta di 4.000 km da compiere in 20 giorni, quindi sostanzialmente avremo 200 km di media senza contare tutto il dislivello. Altra cosa, partiremo il 21 giugno, data scelta, poiché poco dopo partirà la North Cape 4000. Esatto. Quindi non volevamo trovare troppo traffico. Volevamo godercela un po' di più, esatto, in maniera insomma indipendente. Esattamente, quindi partiamo prima e cercheremo di concluderla in quello che sarà un po' lo stile North Cape, quindi mi pare che sia di 22 giorni il tempo limite, quindi di fatto tenteremo un test di quello che sarà un ultra cycling su 4.000 km. L'idea futura sarebbe quella di provare A farne uno. a fare alcune gare, alcune competizioni di ultra cycling che abbiamo in mente, e quindi questo sarà effettivamente una prova a tutti gli effetti. Ecco il perché quest'inverno e tuttora ci stiamo allenando su tutte queste uscite lunghe. Di fatto sarà l'esperienza più lunga che andremo a fare e quella con più chilometri giornalieri. Siamo veramente molto entusiasti, nonostante comunque qualche perplessità, perché ovviamente bisogna mettere in conto anche eventuali giorni di pioggia, di vento, e questo insomma complica i 200 km giornalieri. Però allo stesso tempo siamo veramente eccitatissimi, perché vedremo delle cose assurde e porteremo sul canale, condivideremo assieme a voi dei posti incredibili. Però farò un video a parte dove magari vi spiegherò che tragitto faremo, per dove passeremo. Poi una volta arrivati a Capo Nord passeremo un giorno intero, il giorno successivo lì, tanto per fare qualche ripresa, per vedere un po', insomma sarà un'avventura incredibile. Quest'anno abbiamo dato veramente il 100%, chi ci segue magari anche sui social, su Strava, sa benissimo tutte le domeniche quanti chilometri abbiamo fatto, nonostante le temperature, nonostante il meteo. Abbiamo dato veramente il 100%, ci sentiamo carichi. Ovvio che su una cosa di una portata simile possono succedere imprevisti e bisogna metterli in conto. Non vediamo l'ora di partire veramente. 21 giugno.
all'andata del percorso il ritorno è stato abbastanza tosto, c'è stato un vento e c'è tuttora un vento che è qualcosa di allucinante, ti porta indietro, ci impieghi il doppio della fatica e perdi tutte le energie. A volte penso a quanto comunque sia dura l'avventura che vogliamo fare e che faremo, chissà. Allora, qui giacciono Ci sono i morti. i morti, eccoli qua. Ragazzi, a noi la birra piace e quindi insomma ci diamo dentro. Reintegra. Reintegra. È questo il trucco, è questo il trucco. Comunque, vabbè, ormai meta svelata. E come vi ho accennato prima, farò un video dove magari spiegheremo un attimo la tratta nello specifico che andremo a fare. E oggi, vabbè, insomma, giretto classico, però è sempre bello, veramente, cioè paesaggi incredibili. Abbiamo fatto delle ciclabili molto belle fuori dal traffico, c'è una giornata incredibile e quindi quel giro lì almeno una volta all'anno va fatto sempre. Non è sempre facile, come vi dicevo, conciliare l'allenamento con il contenuto e quindi a volte insomma è difficile tirare fuori tracce che poi diventano anche di per sé un contenuto, ma facciamo sempre il massimo e niente, noi continuiamo qua con gli ultimi rimasugli e ci vediamo alla prossima birretta.